Dopo l'esame di maturità avevo voglia di scoprire il mondo, di vedere tutto quello che c'era al di fuori del mio piccolo paesino. In realtà non ho trovato quello che mi aspettavo, perché pensavo che appunto tutte quelle mancanze derivavano dal posto in cui vivevo. E invece non era quello, ero soltanto io che ero semplicemente incompleto, forse un poco immaturo, diciamo. Io dico sempre ai miei figli, Sara e Michele, che spero che siano il mio testimone e il nostro seguito, che qualunque cosa accada ci vediamo a casa. L'azienda mi dice qualunque cosa accada non ti abbandonerò. Chi lavora nella terra non ha paura di niente, perché vivi di rumori, vivi di silenzi, vivi di contatto e sei sola con te stessa. Quando si produceva l'uva si raccoglieva, si metteva a terra e si aspettavano i compratori che venivano a prendersi stuva. Da lì poi, grazie alle cantine tesore, abbiamo un prezzo garantito, abbiamo dove portare l'uva senza bisogno di bisticciarci con i compratori la sera quando venivano a comprare l'uva. Se noi guardiamo uno spartito musicale che è formato da 5 linee e 4 spazi, nel mezzo abbiamo le note. Noi guardando le nostre vignette, noi agricoltori, possiamo dire che abbiamo le linee musicali e gli spazi. Che cosa facciamo noi? Siamo dei esecutori di uno strumento, che è il vigneto, e noi lo andiamo a toccare per farlo suonare, per cui abbiamo cura nel farlo crescere, nel guardarlo, osservarlo. In questo modo riusciamo a creare una sinfonia finale dove noi andiamo a vendemmiare, a raccogliere il nostro frutto e creare un buon vino per le nostre cantine.